Quasi tutto pronto per la sesta corsa del pomeriggio dall'Arcoveggio. Sono 15 cavalli di 4 anni, non vincitori di 4.000 euro al via. Prova in cui il favorito è il numero 12 di Ettore del Sauro, Sandro Miraglia, reduce da una prestazione superlativa a Padova in 1,14 andando al comando. Oggi il numero sicuramente molto scomodo, gli avversari non irresistibili. Cavalli gironzolano dietro le ali dell'autostart, il countdown si è azzerato e inizia a muoversi l'autostart, così che si può andare in partenza. 15 cavalli di 4 anni al via, l'1 Egberto Mail, 2 Estense Nib, 3 Evita dei Ri, 4 Evan, 5 Emulo Zio Inno, 6 Etienne Zil, 7 Exore K, 8 Edin dei Daltri, 9 Ofelia dei Ri, 10 Eurac Go, 11 Evoc Rec, 12 Ettore del Sauro, in terza fila 13 Il Gatto Jet, 14 Ezra Mou, 15 Elettra Miura TRN. Macchina si muove, avuto un impasse subito Evoc Rec che rimane distante, problemi per Edin dei Daltri. Si parte con la velocità da parte di Evita dei Ri che cerca di scavalcare Egberto Mail. Evita dei Ri che scende al comando, galoppa Egberto Mail, al largo c'è Etienne Zil con subito in mezzo alla pista Ettore del Sauro. Squalificato. Poi ancora Eufelia dei Ri, mentre i primi 200 metri se ne vanno in 15. Punta in avanti con decisione Ettore del Sauro che scavalca Etienne Zil e si porta a condurre dopo 300 metri di corsa. Ettore del Sauro al comando nei confronti di Etienne Zil che scende secondo avanti ad Evita dei Ri che dopo 11, lo strappo iniziale Rec, sembra già in difficoltà. Avanza al largo numero Exore K. 14 Ezra Mo squalificato. Che dopo aver trovato un po' di traffico in partenza si scopre e va a lato di Ettore del Sauro. 45 per i primi 600 metri di corsa, Ettore del Sauro al comando, all'esterno Exore K, in corda Etienne Zil, poi ancora Eufelia dei Ri, Elettra Miura TRN, il Gatto Jet, poi Eurac Go e ancora Evan. Si va verso il primo chilometro che Ettore del Sauro va a completare in questo istante in 1.15.4. Al suo esterno sempre Exore K, questi che si staccano dagli altri con Eufelia dei Ri che scavalca Etienne Zil e si porta in terza posizione quando siamo a 450 metri dalla conclusione. Ettore del Sauro che cerca di tenere a distanza Exore K, 29,6 questi 400 metri, allunga Ettore del Sauro che guadagna 1,5 a Exore K che prova a non perderlo di vista, poi Eufelia dei Ri quando siamo ormai all'imbocco dell'addirittura d'arrivo è in evidenza Ettore del Sauro nei confronti di Exore K ed Eufelia dei Ri, in vantaggio Ettore del Sauro. Exore K che prova a tornare con cattiveria al suo esterno, si difende Ettore, attacca Exore che va su Ettore nel finale, Exore K che batte Ettore del Sauro, al terzo posto Eufelia dei Ri. 2 minuti, 1.14.8 ragguaglio cronometrico, il successo di Exore K, Max Castaldo che porta al traguardo il figlio di Varenne e Loren e K, colori del signor Nucera, a vittoria del numero 7 dello schieramento, Exore K che rifiata sull'ultima curva in scia Ettore del Sauro, nel finale lo castiga. Ettore è secondo, al terzo posto finisce ancora Eufelia dei Ri.